Ritorniamo un po' a questo discorso. Volevo collegarmi, visto che stiamo parlando di riforme doverose, no? Sì, noi tra l'altro unitariamente CGIL, CISL e UIL hanno la loro piattaforma. Il 17, fra un paio di giorni, noi saremo in 3 zone in Italia proprio per sostenere con la mobilitazione la nostra riforma. Noi riteniamo che sia indispensabile ritornare a un sistema di flessibilità in uscita, che è quello a che partire, sì, minimo dai 62 anni. Però si diceva fuori onda che ha un costo di quanto? 8 miliardi costa l'anticipo. È il gradiente di penalizzazione, cioè quello che sta oggi, per cui non siamo andati in stabilità, è che la riforma Baretta-Damiano aveva ipotizzato 1, 2, 3 punti per ogni in uscita. In realtà col sistema contributivo, di chi va solo con il sistema contributivo, diventano 6, 7, 8% annuo di perdita salariale. Allora, temperare questo ha portato poi a dover attendere una possibilità nel prossimo anno di ripresentare, soprattutto di ricalendarizzare questo problema. Ma io credo che dobbiamo trasmettere che la cosa principale da fare, secondo me, anzi le 2 cose principali da fare sono migliorare la flessibilità in uscita, cioè consentire alle persone che stanno arrivando, in qualche modo, che hanno pur con piccole penalizzazioni, possono andare in pensione. Dall'altra parte c'è un problema fondamentale di sostenibilità del sistema, questo l'abbiamo detto, e di poter dare a chi perde il lavoro delle possibilità di ricollocarsi in qualche modo. Però guardate che anche queste non sono delle operazioni semplici, come si fa a fare penalizzazione del 2%, 3% sulle pensioni contributive che hanno un valore massimo di 600-700 euro al mese? Sì, ma è impensabile. Cioè, se si utilizza il canale d'uscita col sistema completo contributivo, con il sistema contributivo quel valore del 2% veniva innalzato, si innalzava all'8%. Questo era il problema per cui si è fermata. Però se io avevo diritto di un pezzo di calcolo col sistema retributivo, subisco una penalizzazione forte. Dobbiamo pensare poi che le pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo di per sé non possono essere penalizzate, assolutamente. Pensiamo adesso all'opzione donna, no? Se ne è tanto parlato proprio perché in legge di stabilità adesso è entrata, passa, diciamo che passa il riconoscimento che doveva essere già riconosciuto prima, nel senso che il Ministero aveva interpretato restrittivamente questa norma dicendo possono andare in pensione solo coloro che maturano proprio prima del 2015, maturano i requisiti per. E invece la legge, il contenuto della legge diceva, almeno noi l'abbiamo sempre sostenuto, che può andare in pensione con l'opzione donna chi matura i 35 anni di lavoro, i 57 anni di età se lavoratrice privata o 58 anni di età se lavoratrice autonoma, se dipendente, scusate, non privata. Allora, 35 anni di età e 57 contributi se lavoratrice dipendente. 35 anni di attività, 58 anni contributi se lavoratrice autonoma. Ecco, noi l'abbiamo sempre affermato e per fortuna adesso la legge di stabilità lo sancirà definitivamente, che anche tutte coloro che maturano questo requisito entro il 31 dicembre di quest'anno possono accedere al pensionamento. Però voglio ricordare che con questo sistema le donne che andranno in pensione con l'opzione donna ci rimettono pare dal 25 al 30% dell'ammontare della loro pensione, perché accettano che tutta la loro pensione venga calcolata con il sistema contributivo. Quindi una vittoria a metà. Solo per terminare, tra le rivendicazioni nostre è anche stabilire un massimo di anni per andare in pensione. Noi diciamo 41 anni massimo. A prescindere dall'età. A 41 anni, quello
quello a prescindere dall'età. Siamo già a 41 anni e 10 mesi, con la prospettiva dell'aumento della speranza di vita, veramente si parla di 70 anni e oltre se continua così. Diciamo stop per favore a questo. Ultimo, e poi mi taccio, ricordo che con il sistema contributivo, quindi tutti coloro che sono andati a lavorare a partire dal 1° gennaio del 96, quindi torniamo a parlare di giovani necessariamente, non avranno il paracadute del trattamento minimo, non ci sarà più l'integrazione al trattamento minimo, quindi slitteranno in avanti l'ottenimento della pensione e avranno comunque delle pensioni davvero misere. Segretario. Ma torniamo sempre al punto di partenza, perché possiamo girarci intorno quanto vogliamo. Ma la questione resta sempre... La questione resta sempre quella. Allora ognuno, credo, e ha ragione, si va a dire quello che si dovrebbe, quello che bisognerebbe, quello che non è giusto, e penso che siamo tutti d'accordo. Ma i cittadini dicono bisogna che voi che... Bisogna, certo, allora cioè, possiamo dire... in modo forte e deciso ottenere qualcosa. Però chiunque va a fare una proposta, intanto mettiamoci d'accordo e mettiamoci alla via che il sistema retributivo è definitivamente morto e quindi quando uno andrà in pensione ci andrà solo sulla base di quello che ha versato. Se consideriamo che oggi i giovani cominciano a lavorare a che età? Dico, ma vanno in pensione a 70 anni, sì, ma a che età cominceranno a lavorare? Ma a prescindere da quando cominci a lavorare, se lavorano come tantissimi giovani 6 mesi, 2 giorni, una settimana, perché io sento tantissimi con i voucher, 400 euro un mese, 300 l'altro, 600, ragazzi... Ma sono tutte constatazioni che si fanno, tutte analisi che ognuno fa dal proprio punto di vista. Ma quando io dico uno deve andare in pensione non può essere penalizzato, giusto, siamo d'accordo, ma ha un costo. Allora noi dobbiamo dire, e io questo mi rivolgo a chi ha il compito di fare questi conteggi, quando tu chiedi di mettere un euro da una parte, devi dirmi da che parte vai a toglierlo. Non c'è un'alternativa. Dal momento che io sposto delle risorse da una parte, devo anche dire dove vado a toglierle. Non c'è alternativa. Oppure la CISL recentemente ha depositato 500.000 firme, il Parlamento ne ha depositate 500.000 certificate e il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro immane, perché per chi non sa cosa vuol dire che non basta raccogliere la firma qua, bisogna che vicino ci sia la firma di un rappresentante. No, ma questo è encomiabile, ma il problema è che alla fine per ottenere cosa? Si riesce a ottenere qualcosa? Per ottenere una seria riforma fiscale e basta. Se noi non arriviamo ad ottenere una seria riforma fiscale, che è questa la richiesta che abbiamo fatto, possiamo parlare finché vogliamo, risorse non ce ne sono, continuiamo a dire di come spartire la torta, sarebbe opportuno invece vedere come si fa ad aumentarla questa torta, le risorse per aumentarla, e se questa è la torta e non riusciamo ad aumentarla, dobbiamo ripartirla con una seria riforma fiscale. Questa è giustizia sociale. Però quando si parla di riforma fiscale, non chi va più in piazza a protestare, non chi ha più potere perché cortei, manifestazioni, non è lì, perché è un rapporto di forza, è un assalto alla diligenza, è la legge del più forte e non ci siamo. Io volevo prendere spunto da questo, perché se in una famiglia entrano 1.000 euro, io questi 1.000 euro posso decidere come dividerli. Se mi entrano 1.000 euro, sempre quei 1.000 euro posso togliere da una parte e mettere dall'altra. Posso scontentare qualcuno, accontentare qualcuno, posso sbagliare nell'agevolare qualcuno in famiglia, però sempre 1.000 euro entrano. Noi dobbiamo, in un'azienda, o vai a ridurre i costi e quindi vai a ridurre gli sprechi, e di sprechi comunque noi delle sacche di spreco ancora ne abbiamo, oppure deve aumentare le entrate. Le entrate come le aumenti? Le aumenti andando, nel caso specifico, a vedere il discorso dell'evasione fiscale o creando più occupazione, creando più opportunità di entrata. Ecco, io su questo non vedo, perché personalmente ritengo che le riforme che sono state fatte siano
un'aspirina su un problema molto importante, su una malattia molto per importante il Job Act per quanto riguarda il che Job non Act. quello che il Job Act è stata una spesa Costa mostruosa rispetto all'impiego 12 miliardi di euro in 3 anni. E quanti sono entrati come lavoratori? Sono entrati qualche centinaia di migliaia di euro, No, di adesso migliaia si di parla persone. di 400.000 Peraltro, posti di lavoro, adesso non stiamo... siccome io lo vivo giornalmente, questo posso dirti. Per la maggiore sono state delle stabilizzazioni, per la maggiore. No, il 40%. Ecco, però non voglio filtrare, io potrei darti altri numeri, lo vivo... È sempre un vantaggio però. Sì, però mi sono costati 12 miliardi di euro, non so se è un vantaggio. Il vantaggio vuol dire che da 8 anni abbiamo cominciato a avere un segno più nel Volevo esprimere il mio pensiero, poi non dico che sia giusto, no? Però lo esprimo sui numeri. Il punto è che abbiamo avuto noi con questa riforma un condono. In pratica abbiamo agevolato le imprese che avevano dei contratti non genuini, cosiddetti in termine tecnico, che sono stati autorizzati a sanare una posizione con la stabilizzazione. La differenza con un condono edilizio, un condono fiscale, qual è? È che chi sbaglia paga per sanare la posizione. In questo caso le imprese sono state sanate dai soldi nostri per pagare delle posizioni, per sanare delle posizioni non genuine. Non sono stati tutti così, è chiaro, ci sono stati anche un'occupazione maggiore, ma perché c'erano gli 8.000 euro di sgravi all'anno per 3 anni, c'è stata una bolla di aumento, dal 1° di gennaio vedrete che ci sarà un crollo delle assunzioni con il 40% di incentivo. Molte aziende cosa hanno pensato? Mi prendo questi 8.000 euro per 3 anni, 24.000 euro, vado a 2 mensilità alle 24 mensilità nel caso in cui lo licenzio per giustificato motivo, per motivi economici, comunque ci guadagno lo stesso, intanto me lo porto in casa. 2 sentenze recenti della Cassazione hanno bocciato, hanno dato ragione al lavoratore, perché è molto sottile il confine tra licenziamento economico e licenziamento discriminatorio. Ecco, allora io quindi dico, no, per amor del cielo è stato fatto quello che si poteva fare, si deve investire per fare entrare maggiori risorse. Se no la torta è sempre la stessa. Questo è non si crea occupazione togliendo diritti, non si crea occupazione togliendo diritti. Questo è un altro ragionamento ancora. Non entro in merito al contenuto della riforma. Un attimo, Presidente, doveva aggiungere qualcosa a questo proposito? Sì, ero qui che pensavo un attimo a quello che diceva prima il collega. Se noi diamo 1 euro, dobbiamo dire dove andiamo a togliere. O lo spostiamo. Io direi invece, vediamo anche dove andare a prenderli. Questo paese dell'evasione fiscale di 300 milioni di euro, la corruzione, la mafia, gli appalti, una marea di soldi. Non c'è paese al mondo come l'Italia. I soldi ci sono, basta però che non ci siano più queste cose. Bisogna agire verso questa corruzione, questa evasione fiscale, perché c'è una montagna di soldi, altro che ne prendere i soldi dalla povera gente. Poi volevo dire una cosa per quanto riguarda, che ho sentito prima, che sembra che le pensioni, voi sapete che le pensioni in alcuni paesi d'Europa non sono tassate, da noi sono tutte tassate. E fino a 7.500 no, fino a quell'importo annuo. Ora il governo sembra che sia intenzionato ad alzare a 8.000 euro, il che vuol dire un gratta e vinci di 4 euro al mese. Se poi tagli i contributi ai patronati e ai servizi fiscali, dare qualcosa dopo, ai pensionati alla minima, di fronte a quello che ci chiede anche la Carta dei diritti d'Europa, non ci siamo proprio. Chiarissimo. Allora andiamo rapidissimo in pubblicità, poi quando ritorniamo facciamo il giro di chiusura, battuta a testa che dobbiamo chiudere. Pubblicità, pochi secondi.